Ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi siamo all'interno della discarica di amianto di Porcia, una discarica molto importante che al momento però non lavora più perché il primo e il secondo lotto sono già stati riempiti. Qui c'è in programma un terzo lotto che sarebbe già pronto ma che al momento non può ricevere più nessun tipo di amianto, in attesa naturalmente che sia poi la regione a dare questi tipi di autorizzazioni. Questa è una discarica molto importante perché serve di fatto tutto il Triveneto, anche il nord Italia, ma perfino dal sud vengono a conferire l'amianto qui. Che cosa succede? C'è un problema perché i conferitori, cioè quelle aziende che fanno le bonifiche, oggi non sanno più letteralmente dove mettere l'amianto e quindi lo devono portare spesso all'estero. Noi oggi vogliamo dare voce ad alcuni di questi conferitori. Siamo con Nicola Carraro della Eureka di Marghera. Voi vi occupate insomma della bonifica e avete conferito molto spesso in questa discarica. Oggi non è più possibile e quali sono le difficoltà alle quali state andando incontro? Come diceva giustamente lei, buongiorno a tutti, noi siamo degli operatori del settore, stiamo vivendo un momento drammatico per quanto riguarda non tanto la rimozione intesa come bonifica, quanto piuttosto la gestione del rifiuto. Da oltre 20 anni conferivamo in questa discarica ed altre, oggi c'è un problema reale, concreto, dato dall'impossibilità di conferire rifiuto in discarica. Ci stiamo affidando, dico purtroppo, ad impianti fuori all'estero. Siamo in balia quindi di soggetti che da oggi a domani potrebbero in qualsiasi momento interrompere il servizio. Non parliamo dei costi che sono chiaramente aumentati in modo sproporzionato. Siamo in grossissima difficoltà. Non riusciamo a dare soddisfazione e servizio ai nostri clienti che ci chiedono continuamente di poter intervenire. Perché questo? Perché non riusciamo poi ad allontanare i rifiuti dal cantiere e se non riusciamo a far questo incorriamo noi come azienda anche in sanzioni da parte degli enti. Abbiamo dei tempi di allontanamento del rifiuto per i quali non possiamo derogare, ma se non siamo certi di poter allontanare il rifiuto che noi produciamo regolarmente dobbiamo necessariamente interrompere il nostro lavoro. Sta creando delle grosse difficoltà, mai in 20 anni siamo arrivati a un punto del genere. Chiediamo in modo pesante a chi è preposto ad autorizzare questi siti di dar loro la possibilità di poter lavorare in primis loro e indirettamente anche noi. Di fatto non ci sono alternative perché voi conferivate qui, adesso dove andate a portare il materiale? Adesso siamo, come dicevo prima, dobbiamo conferirlo in delle piattaforme, sono degli stoccaggi provvisori dove conferiamo i nostri rifiuti, qui vengono raggruppati per poi essere destinati in modo definitivo a paesi extranazionali. In particolare oggi utilizziamo la Germania, ma ci stanno aprendo delle vie ed è assurdo anche nei paesi scandinavi con costi che capite anche voi rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Proviamo a fare un esempio di questi costi anche per far capire, perché poi immagino che siano anche costi che si riversano poi sul cliente. Si riversano sul cliente quando è possibile, perché molto spesso il cliente in questi momenti sta dicendo no, non opero più, pur ricevendo anche degli incentivi da parte dello stesso Stato a poter rimuovere finalmente questo materiale avente natura cancerogena. Stiamo parlando di costi intorno alle 350-400 euro a tonnellata. Fino all'altro giorno si pagava molto di meno, un 40-50% di meno, ma torno a dire la disponibilità ormai non è più quotidiana e quindi dobbiamo, gioco forza, se vogliamo proseguire anche con le nostre attività, adoperarci e sostenere costi che inizialmente non pensavamo neanche di poter gestire. Che tipo di bonifiche fate? Insomma, immagino a privati ma anche in situazioni di cantieri pubblici? Noi lavoriamo sia col pubblico che col privato, quindi anche con il pubblico stiamo in certo qual modo ci stiamo sedendo a tavolino con loro a discutere, come diceva lei, anche di possibili aumenti perché dobbiamo far ricadere sul soggetto pubblico costi che sono assolutamente dimostrabili, perché torno a dire qui non c'è assolutamente speculazione, ci troviamo disponibili a dimostrare con fatture quello che andiamo oggi a pagare e quindi questo sta creando una difficoltà enorme, il pubblico ma anche il privato. Ci sono situazioni, le abbiamo vissute anche proprio con la General Beton, di cantieri sotto sequestro per abbandono di rifiuti dove sono stati manufatti in matrice cementifera, e quindi con implicazioni anche penali per chi ha gestione di questi
ma non possiamo dare risposta perché non riusciamo a dare noi per primi, pur facendo questo mestiere insomma da diversi anni, una programmazione che sia sostenibile con i tempi e le quantità che andiamo a gestire. Un problema questo che sta vivendo anche la Moretto di Pordenone, Michele Moretto, Silvia Moretto, insomma i titolari di questa impresa, che si è occupata anche, lo dobbiamo dire, molto di terza corsia. Sì. I rifiuti che voi avete tolto da lì, il terreno contaminato dall'amianto, di fatto è qui a Porcia. Oggi però non è più possibile usare questo sito. No, non è più possibile e sotto l'aspetto ambientale abbiamo dei grossi problemi anche in Friuli Venezia Giulia, in parecchi siti, ma anche abbandoni indiscriminati e quindi per noi è difficilissimo programmare e portare a smaltimento il rifiuto amianto. Dovrebbe aprire velocemente questo sito qua. Le difficoltà immagino insomma, un po' le abbiamo raccontate prima, ma sono le stesse, i costi che vanno alle stelle e la non possibilità di sfruttare un impianto che è veramente a 2 passi da casa nel vostro caso. Sì, effettivamente è vicino a casa e il bacino Friuli Venezia Giulia sarebbe utile avere, diciamo, uno sbocco in questa discarica qua. Anche per Silvia Moretto, insomma, la questione è questa: avete magari tanti cantieri in piedi, so che c'è anche quello dell'Ideal Standard, è un cantiere molto importante, lì l'amianto purtroppo ce n'è parecchio, mettere le mani in quello lì e non sapere poi dove portare l'amianto è un problema grosso. Sì, anche perché ci si trova adesso ad avere delle conferme di lavori con preventivi fatti l'anno scorso, quindi noi l'anno scorso avevamo 4 volte in meno di costi e adesso ci ritroviamo 4 volte di costi in più per lo smaltimento, più delle distanze insostenibili, quindi sì, è difficile dal lunedì al venerdì a programmare, a fare preventivi, ma oltretutto stanno aumentando anche le richieste di bonifica di abbandoni, perché ovviamente non essendoci posto la gente cosa fa? Lo abbandona. E quindi sui fossi, quindi noi chiediamo all'amministrazione regionale che si occupi di questo problema, che sarebbe già un problema risolto perché il posto c'è. Attualmente l'amianto nostro, come di tante altre aziende, finisce in Norvegia, in Svezia, ma sono dei costi che poi vanno a cadere sulle aziende e sul privato, sul pubblico, quindi è inutile. Parlava prima dell'abbandono dei rifiuti, sappiamo per esempio, non so, gli asidi, il Cellina, il Meduna, molto spesso, quindi è un problema anche di inquinamento serio, nel senso che poi si va a intaccare anche le falde acquifere, insomma i canali dove passa l'acqua. Sì, ed infatti non è un'emergenza regionale, è un'emergenza nazionale e quindi dico il posto c'è e la General Beton comunque è già abituata, già tutto pronto, è super disponibile, organizzata. Risolviamolo perché è impossibile, cioè, attualmente è impossibile. E noi abbiamo attualmente 40 piani di lavoro da iniziare e non sappiamo neanche come fare. Se questa discarica fosse concesso l'ampliamento, quanto cambierebbe per voi anche nel modo di lavorare, nel poter fare più lavoro? Ricordiamo che quello che fate, magari lo chiedo a Michele in questo caso, sono anche posti di lavoro, avete dei dipendenti, c'è tutto un bacino, un mondo che ruota attorno a questo. Senz'altro sì, ma non dimentichiamoci che molte volte quegli abbandoni indiscriminati, come dicevamo prima, sono nei vari territori del Friuli, quindi i comuni stessi sono costretti a mettere mano al portafoglio e quindi noi stessi ancora con dei prezzi molto più alti e soprattutto c'è un discorso di penale perché dopo i 3 mesi diventa un problema penale il discorso del materiale lì prodotto senza portarlo a rifiuto, quindi è un problema grossissimo che va risolto, insomma. Sul fronte degli incentivi come stiamo? Gli incentivi anche per i privati, ce ne sono stati tanti, li sfruttano oppure questo va a rischiare di frenare anche questo? No, è bellissima la storia degli incentivi perché ci sono tutti gli anni entro il 28 di febbraio e noi siamo interpellati da tantissimi privati per il preventivo fatto per l'incentivo. Il problema è che di quei 40 piani di lavoro fermi, penso che 30 siano almeno di privati che hanno chiesto l'incentivo, quindi è veramente ingestibile, è ingestibile la cosa, è ingestibile e comunque
io dico anche alla Regione, è inutile che diamo soldi all'estero quando possono rimanere comunque in Regione, in Italia, perché sono comunque sono centinaia di migliaia di euro se consideriamo in un anno, cioè noi nel nostro piccolo comunque un 2,5 milioni di euro all'anno per la rimozione dell'amianto li fatturiamo, quest'anno dovrebbero essere almeno 5, però stiamo rallentando perché non sappiamo come fare. Ecco, questa era la testimonianza quindi anche della ditta Moretto di Pordenone. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ritorniamo poi a parlare di questo tema tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo nella discarica di amianto di Porcia, una discarica che al momento non sta funzionando, è in attesa del via libera per l'ampliamento del terzo lotto. Abbiamo sentito nella prima parte i problemi di alcuni conferitori, ne sentiamo altri, a cominciare da Alessandro Murador dell'azienda Sefi Ambiente. Insomma, anche per voi, da qui avete conferito per tanti anni, vi trovate insomma nella difficoltà. Ecco, di cosa vi occupate voi nello specifico? Noi siamo una piattaforma, un impianto di stoccaggio dove riceviamo materiale proveniente un po' da altre aziende autorizzate allo smaltimento dell'amianto, quindi soggetti che fanno poi lo smontaggio e conferiscono presso il nostro impianto. Noi a nostra volta ci permettiamo di conferire un impianto come General Beton con tutte le caratteristiche, e questo impianto ci dà la possibilità di conferire direttamente grandi quantità, mentre riceviamo ogni giorno piccole quantità direttamente dagli installatori o chi fa rimozione amianto. Può capitare che alle volte dobbiate dire no, questo lavoro non lo posso prendere perché forse mi costa di più poi per smaltirlo, oppure non so poi dove andare a portare l'amianto? Sì, oggi ci troviamo con dei costi che sono quadruplicati, ci troviamo con dei costi che si riversano sul singolo cittadino, su amministrazioni comunali. Noi lavoriamo anche con amministrazioni comunali dove c'è l'abbandono del rifiuto, quindi entra la squadra, fa la rimozione, prepara il kit, prepara tutto quello che è necessario per poi conferirlo verso il nostro impianto, e noi a nostra volta andiamo su discariche come questa della General Beton. E può essere quindi che anche qualche privato magari alle volte dica ma non mi conviene, lo lascio lì dov'è perché i costi sono diventati veramente troppo alti, per non parlare poi di chi si arrangia magari in maniera impropria e lo manda, insomma, lo smaltisce dove non si dovrebbe. Certo, sicuramente, quindi oggi ci troviamo con un aumento degli abbandoni sul territorio comunale, quindi poi le aziende municipalizzate chiamano per fare l'intervento, quindi aumenta tutto, aumentano veramente notevolmente anche gli abbandoni. E anche Barbara Zaccheo ha lo stesso problema, naturalmente, anche lei insomma titolare di un impianto di stoccaggio in Veneto in questo caso, ma insomma molto vicino a noi. Sì, noi abbiamo una piattaforma vicino a Portogruaro, diciamo, quindi quasi al confine tra Veneto e Friuli, per cui a noi si rivolgono tante aziende anche del Friuli Venezia Giulia che effettuano bonifiche di amianto e che poi conferiscono i materiali presso il nostro sito. Sì, tendo a precisare che questo sito è un sito di stoccaggio, quindi non è una piattaforma finale per il rifiuto. Noi a nostra volta possiamo preparare, ottimizzare i carichi, ma poi la destinazione finale deve essere una discarica finale. In questo momento, con la chiusura della General Beton, ci troviamo anche noi spiazzati perché sul territorio nazionale esistono purtroppo poche discariche finali, quindi pochi spazi, e posso dire che anche rivolgendoci all'estero, anche diciamo verso l'estero, mancano delle disponibilità di spazi, e questo significa un aumento di costi perché la domanda diciamo è importante sul mercato, i costi sono lievitati con degli impatti anche a livello ambientale considerevoli, perché cominciamo a muoverci facendo anche 1200-1300 km su gomma, e se vogliamo parlare di ambiente a livello di emissioni di CO2 abbiamo un'importante emissione
sull'aria. E quindi, dove va a finire l'amianto stoccato da voi? L'amianto che stocchiamo noi privilegiamo destinazioni italiane, abbiamo delle convenzioni, dei contratti con discariche sul territorio italiano, che però sono veramente poche. A livello nazionale, secondo me, non c'è una pianificazione vera e propria, e quindi non sappiamo e non abbiamo delle destinazioni che permettano di soddisfare la domanda di mercato che attualmente c'è. Poi con le nuove risorse finanziarie che sono state messe a disposizione per i bonificatori, per le bonifiche, per i privati, chi ha la possibilità di fare la rimozione anche di piccoli quantitativi di amianto, si trova alla fine con delle disponibilità che sono state messe a disposizione, però con l'impossibilità di poter conferire il materiale perché non ci sono discariche o impianti finali. Ecco, il PNRR su questo, si parla anche di transizione ecologica, l'ambiente dovrebbe essere uno dei perni centrali di questo progetto, ci sono dei soldi a disposizione, potrebbero essere utilizzati anche per risolvere questo problema. Esatto, anche perché in questo modo, secondo me, le persone o la gente, anzi proprio perché ha l'impossibilità di poterli smaltire regolarmente, poi prende delle strade alternative, quindi con smaltimenti illeciti o con abbandoni o con delle pratiche completamente illecite di smaltimento. Sì, questo sito è già autorizzato, ha già avuto la possibilità di avere un lotto e poi un successivo ampliamento. Sì, non vedo perché, visto che esiste già e non si tratta di farne uno nuovo con le tempistiche che poi dal punto di vista amministrativo questi impianti si devono sostenere, perché fare un progetto nuovo e sottoporlo a una valutazione da parte degli enti competenti significa andare avanti anni. Insomma, questi erano i temi che hanno sollevato i conferitori. Adesso noi andiamo a sentire anche i tecnici che ci spiegano che cosa è stato fatto e che cosa si potrebbe fare in questa discarica. Allora sentiamo la voce dei tecnici, siamo con Marco Carli e Jessica Patrono della Geosat, che si occupa della gestione di fatto dal punto di vista ambientale di questa discarica. Carli, intanto che cosa è stato fatto in quest'area dove ci troviamo, primo lotto, secondo lotto e poi l'ampliamento eventuale? Bene, allora questa è una discarica per rifiuti non pericolosi ed è monodedicata allo smaltimento dell'amianto. Le attività sono iniziate quasi 15 anni fa. Il primo lotto, che è quello dove adesso ci siamo noi sopra, è stato completato 5 anni fa, 6 anni fa circa, è completamente ripristinato. Qua sono stati conferiti 100.000 cubi circa di rifiuti contenenti amianto, e poi, mentre si completava questo primo lotto, è stato fatto un ampliamento che potete vedere qua attualmente attivo, che grosso modo contiene 300.000 cubi scarsi di rifiuti contenenti amianto, e in questo lotto qua stiamo esaurendo le capacità di smaltimento. Quindi l'ipotesi futura di sviluppo di questa discarica è un ulteriore lotto a sud, dove potrebbero essere conferite un'autonomia di altri 7-8 anni di lavoro circa. Qui non si conferisce più attualmente, solo in maniera residuale, Allora, purtroppo le capacità di smaltimento residue sono al minimo, quindi la ditta esercente si mantiene questo volume e cerca di assegnarlo con piccole quantità, insomma. Mentre invece diceva alcuni anni potrebbe essere il tempo che darebbe l'ampliamento di questa discarica. Diciamo che l'ampliamento di questa discarica potrebbe essere allestito in breve tempo, perché sarebbe una prima parte di sopraelevazione di quella che vediamo adesso, più un ulteriore ampliamento verso sud. E con questo ampliamento si potrebbe stare tranquilli per altri 7-8 anni, tranquilli nel senso di saper dove andare a conferire questo materiale, che ricordiamo è un materiale che finché rimane all'aria è un materiale pericoloso. Patrono,
È importante anche ricordare quella che è la pericolosità dell'amianto, come viene insomma, posizionato in questo tipo di discariche e qual è il rischio invece insomma, magari di tenerselo a casa o peggio ancora di smaltirlo in modo illegale. Come ha detto il mio collega, appunto noi abbiamo un bagaglio di su per giù, insomma 13-14 anni di gestione operativa più o meno di questo sito. Nella gestione operativa abbiamo condotto tutta una serie di monitoraggi delle fibre aerodisperse, quindi monitoraggi in aria oppure in acqua, nel percolato, acque di scarico, e in tutti questi anni quindi abbiamo una mole di campionamenti insomma attorno ai 300 campionamenti circa su 3 punti per le fibre aerodisperse, acqua appunto, anche nei pozzi, e non è mai stata trovata la presenza di fibre di amianto, quindi questo deve essere una garanzia direi più che solida per tutta quella che è la popolazione insomma, che vive qui nei dintorni, che non c'è alcun rischio, Perché il pericolo potrebbe essere quello di inalarlo in genere, di respirarlo, esatto, più che di in un altro modo venirne in contatto. Esatto, anche come valori di fondo atmosferico oppure valori in infrastrutture, non so quali scuole o caserme, sono stati condotti dei monitoraggi e sono state reperite una concentrazione, vabbè ok, sempre inferiore ai limiti ambientali, però più elevata rispetto alle concentrazioni che vengono rilevate qui nei 3 punti di campionamento. Al momento che cos'è che impedisce il via libera per l'ampliamento del terzo lotto? È una questione diciamo normativa legata ad un cambiamento della normativa in materia di criteri localizzativi durante l'iter istruttorio del progetto, che è stato depositato in regione ormai un anno fa e che quindi di fatto impedisce il prosieguo dell'iter. Quindi il progetto è di fatto congelato fin tanto che normativamente non ci sia una modifica che possa sbloccare il tutto, modifica che potrebbe anche essere così possibile, ma che però ad oggi non viene ancora attuata. Ecco. Una specie di problema burocratico ancora. Siamo proprio in chiusura e abbiamo sentito che insomma quello che c'è qui sotto non è pericoloso, insomma anche i rilievi ce lo dicono, tant'è che qui ci sono addirittura dei progetti ambientali che vogliono essere fatti anche in collaborazione con il comune di Porcia. Sì, facciamo un piccolo passo indietro, cioè dove siamo noi qua, quest'area ripristinata, non è che l'amianto è subito sotto l'erba, cioè abbiamo quasi 2 metri di spessore, no quasi 2 metri di spessore di materiale che lo confina sto benedetto amianto e quindi è ben lontano. Qui sopra l'idea era così, quella di poter dare uno sviluppo anche per il fotovoltaico, perché l'area si presta benissimo ad essere utilizzata a quello scopo e l'estensione è anche di una certa rilevanza, quindi potrebbe essere interessante svilupparlo in quel senso là. Così si farebbe bene all'ambiente 2 volte. Ma soprattutto secondo noi, visto dal punto di vista tecnico ma anche da cittadini di questa regione, pensare di prendere questo benedetto amianto che è pericoloso nel momento in cui uno rischia di inalare le fibre ma non è più pericoloso nel momento in cui viene interrato, prendere questo amianto, caricarlo sui camion, portarlo come abbiamo sentito dai conferitori in Svezia, in Norvegia, piuttosto che in discariche a centinaia e centinaia di chilometri, vorrebbe dire prendere i contributi che la regione con grande lungimiranza distribuisce a chi vuole smaltire l'amianto e destinarli al gasolio di questi mezzi che portano sto materiale chissà dove, quindi sarebbe prendere sti soldi e secondo me personalmente buttarli un po' via, insomma. Grazie, allora voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire sì che non è un'opinione solo dei tecnici, ma è comunque una voce abbastanza corale questo, no? Il fatto che l'amianto sia un'emergenza, cioè a 30 anni dalla messa al bando dell'amianto, perché quest'anno ricorre il trentennale e andando avanti con questi ritmi di conferimento, serviranno, stimano ancora 60-70 anni per rimuovere l'amianto che c'è sul territorio nazionale. Quindi sì, vuol dire di fatto bloccare la filiera, una filiera anche virtuosa, quella della rimozione delle bonifiche dell'amianto, sì, creare un impasse.
Sì, assolutamente, ha fatto bene a sottolineare anche questo. Insomma, questo è il problema, speriamo che si possa risolvere per dare lavoro da una parte, garanzie, tutele, sicurezza e poi anche per non far fare tantissima strada a questo amianto con i costi che abbiamo raccontato. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani sera, arrivederci.